Che tragedia, amici belli. Ho registrato tutto un bel video lungo e l'audio è uscito a metà. Quindi adesso io lo rifaccio. È tardi, chiedo scusa, non verrà bello come quello di prima. Voi state insieme a me, facciamo un ricapitombolo di tutte le situazioni del Napoli. Mario Rui, la posizione di McTominay, il confronto col Napoli di Garcia, i nostri avversari, eccetera, eccetera, eccetera. Comincia. Diamo il benvenuto a Vincenzo Ricci, l'avevo già dato ma lo dobbiamo rifare. Vabbè, io vi ringrazio per la pazienza, vi chiedo i like perché il video arriva troppo tardi di notte, sta giocando l'Atalanta in questo momento e quindi state con me e riprendiamo le fila del discorso. Questione Mario Rui, che affrontiamo alla fine perché è spinosa e un po' scocciante. Poi io sono stato parecchio attivo sugli altri social più piccolini, tutti gli short, TikTok, X, Instagram, così, perché prendendo spunto da due cose, un amico bellino, Salvatore, che mi aveva mandato la conferenza di Caprile, dove gli chiedono ovviamente del retropassaggio di Oliveira, Caprile risponde bene, poi successivamente interviene Lombardo e per una volta fatemi fare i complimenti a Lombardo, senza ironia, senza sarcasmo, perché interviene secco, preciso, dopo, senza parlare sopra, interviene e dice: forse voi non vi ricordate quel retropassaggio di Chiellini da centrocampo per Buffon? Perfettissimo, grazie anche a Enzo nel gruppo degli abbonati che mi ha mandato la cosa. Io poi ho trovato la partita, era il 2015, il Napoli di Benitez finisce 1-3 per la Juventus, se non sbaglio anche un gol di Caceres abbastanza, non lo so, mi dite voi nei commenti se quella fu la partita del ci può stare, potrebbe essere, questo non lo so, ma ho recuperato il video in cui si vede proprio Chiellini che la dà all'indietro verso Buffon, corre pure perché si rende conto, la ciapiglia io, Buffon non la può prendere, Buffon tranquillamente la prende con le mani, taglia a vento, non è successo niente. Il Napoli poi pareggia, cross di Mertens che sostituisce Hamsik, batte un calcio d'angolo, gol di Britos, ma poi capitoliamo. Quindi bravo Lombardo. E poi di altri vari short mi sono divertito a fare un'altra ricerca perché stava girando questo intervento di acqua, si gonfia la dove dice: vi rendete conto? No, voi dovete essere partecipi al mio dolore. Cioè 2 volte l'ho fatto sto video, 45 minuti praticamente, vado ad editare e l'audio non funziona. Signori, di cosa sto parlando? Ci sono parecchi argomenti, erano pure interessanti, facciamo uno scroll generale giusto per capire, perché non è possibile, non me lo fa fare oggi il Allora, il fatto degli short, allora andiamo proprio al conquibus. Seguitemi su TikTok, seguitemi su Instagram, seguitemi su X, perché ho toccato alcuni argomenti che non posso ripetere, vado a impazzire, non posso impazzire. Il fatto di Bacconi che parla di Garcia dell'anno scorso, i punteggi, o stessi punti dell'anno scorso, falso, però non lo posso, vabbè. Dopodiché il fantacalcio, avevo fatto l'analisi del mio avversario, gli aggaccianti, avevo parlato bene proprio di tutta la Serie A, di tutta una serie di cose, perché la Roma magari si riprende, dobbiamo capire il Milan, ma adesso gioca l'Atalanta, quindi siamo in grande difficoltà perché devono giocare ancora 3 di loro. Andiamo avanti, era bello il discorso così, il prossimo turno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, perché nel prossimo turno si comincia a capire più delle cose, non pensiamo che il Torino, l'Udinese e l'Empoli restano in zone alte e quindi è inutile parlare di classifica adesso, dobbiamo mettere i presupposti e approfittare di un calendario che, maronna mia, era tutto un bel discorso. Un'idea sul Palermo, perché non ci sta la conferenza, oggi non si è fatta e non si sente di conferenza domani pre-Palermo, il che a me interessa moltissimo e si sta parlando di un turnover selvaggio. E non sono d'accordissimo con questo turnover selvaggio. Questo discorso lo facciamo domani. Adesso butto il computer nell'immondizia e rifaccio tutto il video per domani, perché c'è già la simulazione col Palermo. Mi interessa tutto il discorso di Mario Rui che vuole fare, perché ha chiamato l'associazione calciatori
perché pare che lo stiano facendo allenare in orari diversi. Questo non sarebbe possibile se l'hai fatto con Demme. Con Demme però si allenava con i compagni, è fuori lista ma si può allenare con i compagni. Se non lo si allena in orari uguali alla squadra, lui può legittimamente. Era tutto un discorso così. Mi date i like, veramente mi sento male, vi chiedo scusa per essere così in difficoltà tecnico-tattiche. McTominay non si sente centrocampista mediano, centrale, si sente più attaccante degli altri. Da New York Valerio Fruttolo era tutto, ma adesso non è proprio niente.